L'IMU sui terreni agricoli è uno dei punti focali del suo programma. Ha incontrato già diversi cittadini, tra l'altro ci sono le frazioni di Montaperto e Giardina che questo problema lo accusano ulteriormente. Cosa prevede? Ma intanto bisogna evidenziare che questa imposta è stata istituita dal governo Renzi, da Raciti e dall'NCD di Alfano. È un'imposta che ha completamente ridotto al lastrico gli agricoltori, ma non solo gli agricoltori, ma tutti coloro che sono proprietari di terreni agricoli. Noi come partito Fratelli d'Italia stiamo facendo una battaglia a livello nazionale. Oggi io vado a incontrare appunto i quartieri di Montaperto e di Giardina che sono dei quartieri agricoli che stanno soffrendo appunto per questa esosa tassa che sta distruggendo, come dicevo, l'economia. Renzi ed Alfano hanno istituito questa imposta per introitare 260 milioni di euro e chiaramente anziché di elargire delle somme alle banche e quindi ai poteri forti, alle lobby, hanno preferito contribuire alla morte di questi nostri concittadini. Io questo non lo posso permettere. Se io divento sindaco, chiaramente cercherò di istituire la zona franca sull'imposta IMU ad Agrigento.